Presidente, allora uno perché la deve votare? Intanto, presidente, te che il dice a tua sorella, primo. Secondo, iga da votare e il partito della panza piena, perché mi e tutti quei del bar siamo stufi che se impienisse la panza solo quei porsei che è a Roma. Tutti volevano impienirsela la panza. Lei è un diritto. Grazie, grazie. Buonasera, sono il Dino da Sandrà. Sono il Dino da Sandrà E dichiaro la mia intenzione di andare su nel campo. e dichiaro la mia intenzione di scendere in campo. Perché mica vuoi bene al mio paese, che lei Sandrà. Perché voglio bene al mio paese, che è Sandrà. E ancora son chi? Per fare un contratto coi italiani. E sono qui per fare un contratto con gli italiani. Ascolta, Metto, è la lunga. Ma mi hai detto tu, Dino, di tradurre? Perché vuoi candidarti a livello nazionale? T'ho detto di tradur? No, de rompere i coglioni. Dai, mettete lì e sta sito. Tradusi sul tuo quadernetto delle elementari. Donca, ho deciso di entrare in campo. Ego una bella esperienza dei campi, mi. Perché noi altri veneti abbiamo un'origine contadina e non abbiamo da vergognarsi, nonostante quel che dice qualche befana. Ho deciso di far politica perché sono stufo di ascoltar bale. Solo le bale fatte al bar le va ben, e anche sempre. E poi bisogna che ve il dica. Votar sti disonesti che è in politica sperando che fa il ben del paese, le come tagliarsi l'osel sperando che ricresca pilongo. Dino, Quindi ho fondato un movimento. come si chiama questo movimento? E il Tony dalla Sega e voleva chiamarlo Movimento 5 Stale. Ma mi a tutti e allevatori come lui che il signore le strafulmina. Allora lo chiamà Movimento de Pansa. Panela, quando è da fare una battaglia politica, al digiuna. Noi altri femo una cena coi boliti e la pearà. E dopo il movimento ho iscritto il partito. E come si chiama il tuo partito, Dino? Lei è il partito della panza piena, perché siamo stufi che si impienisse la panza solo quei malcunè che è a Roma. Tutti volevamo impienirsela la panza. Lei è un diritto. E adesso ve leso il mio contratto coi italiani. Mi ve prometto. Manco tasse, che siamo alle asse. Più pensioni e manco televisioni. Poi, siccome l'ambiente e me sta proprio a cuore, anzi, gli ambienti soprattutto, manco raffinerie e più ostarie. Manco nebbia in Valpadana e più vin nella Domeana. Manco redditometri e manco etilometri. Più campari e manco parlamentari. Grazie, grazie. Ma, Dino, dicevi sempre che la politica ti disgusta? Perché hai deciso di fondare un partito? L'oste le drio serrare il bar perché non che sta pirento con le spese e siccome non avremo più un bar donar. Ecco la mia proposta shock. Tutti quei che me vota che offro un gotto al bar de Montecitorio con tanta se e senza ma. E adesso lascio la parola al nostro testimonial, il Spartaco dal Volon. Vi aspetto tutti il 22 di febbraio al bar Mavas de Valese de Opean per la serata preelettorale. E con Spartaco offriamo un risotto a tutti. Un risotto, un voto. Mi voto il Dino da Sandrà e il partito della panza piena perché tutti abbiamo il diritto di impenirsi la panza e il Dino è l'unica persona seria che si trova in giro per il momento.